Adesso, prima del saluto finale di Giane alla piazza di Zerobranco, voglio chiamare su Raffaele Serafini, che ormai ad ogni nostro appuntamento ci chiude la serata. Prego Raffaele, cosa fai tu questa carta in mano? Buonasera. Buonasera. Allora, vabbè, mi non ascoltavo neanche cosa che ha detto perché sono tutto in trappelà su a far spidente. Allora, i segati smetterà di dirvi, i vega letto cosa che sei da Drio qua, no? Però non vi vega spiegare il senso, la grafica, il davanti di questi aggeggi qua. Allora, ve la dico, partiamo dal... aspetta, no, dammi quel che va al manco. Allora, li abbiamo fatti così, li ho idea a me questi, ecco, non so per arroganza, però volevo darvi un'impronta, anche una continuità. Voglio che attraverso queste emissioni potremo ripercorrere la storia del Veneto, attraverso oggetti e attraverso uomini d'arte, di letteratura, di scienza. E quindi ho messo prima le persone che il mondo ne riconosce come tra le più famose in assoluto. Abbiamo qua Marco Polo da Vecchio, ritratto di Marco Polo, abbiamo qua il Palladio, abbiamo Vivaldi, abbiamo i Goldoni, abbiamo Casanova, che non c'era solo un amatore, c'era anche un grande letterato, signori. Guardate che Casanova, abbiamo l'opera, abbiamo l'Iliade, che era un grande conoscitore del greco, la scrivesta in lingua veneta e la abbiamo cattata questa qua, mi pare in Ungheria, no in Ungheria, no a Praga, in Boemia. E fra l'altro siamo di cercare l'Odissea, perché ha tradotto dal greco anche l'Odissea, quindi non c'era amatore, era un grande intellettuale e un grande cultore della letteratura e della scienza del suo tempo. E dopo che abbiamo messo una signora, che è la regina d'Armenia e di Cipro, la Caterina Corner, che signori, avete a sapere che la prima donna che si è laureata in la storia dell'umanità, del mondo, era una veneta e l'ho visto in Veneto, e questo ne va a merito. Voglio ricordarvi che Venezia, o meglio la Repubblica di Venezia, è stata la patria dei scienziati, dei studiosi, ma un qualcosa che non conosciamo ancora. Pensate che la stampa la cavò il massimo vigore proprio qua da altri, ma non solo a Venezia, nelle isole di Venezia, ma fino ai nostri paesetti. Mi credo che avevo dei tipografi nel 1600, tutti quanti, davanti. I primi libri, pensate che il primo Corano le sta stampando qua, che stampare una nave dei Corani, mi pare nel 1600, gli ha portato in Tunisia, i tunisini si arrabbiati che ha bruciato la nave, perché il Corano, secondo loro, poteva essere solamente scritto a mano. E le Bibbie le venivano stampate tutte quante a Venezia, abbiamo le Bibbie in più lingue, le Bibbie ebraiche, gli ebrei che hanno messo su una stampa straordinaria in tutta la Repubblica Veneziana, dove poteva stampare liberamente. Abbiamo opere profane, abbiamo opere scientifiche proibite anche al tempo che circolavano nella Repubblica di Venezia, e abbiamo uomini d'arte, botanici che venivano inviati dappertutto nel mondo a ricercare varietà o a fare studi sulla natura. Si parla di migliaia. Vedete che Galileo, ma forse non solamente lui, ma la prima enunciazione del sistema eliocentrico l'è stata fatta nella Repubblica Veneta, signori. Lui poteva farlo, Galileo poteva dirlo, i suoi studenti e altri scienziati come lui. Cioè, vedete che l'eliocentrismo al tempo di Galileo nella Repubblica di Venezia già era riconosciuto da quasi tutti gli scienziati, e c'era solo la Chiesa che già era contraria. Ma se uno osava parlare di eliocentrismo, cioè che il Sole, Helios, che sia al centro del nostro sistema, che la Terra quindi che gira per attorno, se uno osava dire questo fuori dalla Repubblica di Venezia, in Italia, io brusava, vivo di fatti Galileo, l'enda fuori, io ho pestato, io ho torturato, io ho anche imprigionato. Ricordevelo, per 20 anni
che insegnava, che studiava e parlava anche a Veneto qua, e c'era uno dei tanti, non c'era uno, c'era uno dei tanti, signori, ricordevelo, perché la nostra è una patria dei scienziati e dei letterati, non solo di imprenditori che lavora. E quindi il significato di questa emissione, che è quella che ha maggior valore e resterà come quella del maggior valore, è proprio questo. Ricordatevi questa storia qua, questi signori qua. Se ci sarà altre emissioni, beh, c'è diesemia, c'è scritto diesemia, se ci sarà altre emissioni, che saranno altri personaggi con altri colori, però ripercorremo la storia, al manco ne resta questo. Lo stesso che abbiamo fatto con valori minori, col 1000, che abbiamo messo alcune opere, là è difficile stabilire quali monumenti del maggior valore per la nostra storia, per la storia mondiale. Ecco, qua sarà molto difficile, è anche difficile con i personaggi, però con i monumenti è ancora più difficile. E il campanile con Lion da piazza di Venezia la resta comunque la più importante, quindi la resterà una costante in tutte le emissioni. E qua abbiamo messo alcune abbiamo messo il mare, perché noi abbiamo il mare, abbiamo porti, abbiamo i fiumi, abbiamo le montagne, che ne invidia a tutti, cioè che c'è solo in Canada le Dolomiti. Abbiamo l'arena, cioè nati abbiamo il nostro Colosseo. Ricordatevi che avere un'arena, avere un Colosseo è un segno di essere federati quasi, cioè l'impero romano c'era una federazione, nati non c'erano sudditi dell'impero romano come la storia fascista vuole far credere o voleva far credere, signori. I Veneti c'era federai e altri che abbiamo il nostro Colosseo. Attenti bene, avere un Colosseo voleva dire proprio questo, essere pari. Altri che abbiamo anche il nostro patriarca, che ormai non è più patriarca perché lei è un vassallo di Roma. Con la morte di Luciani è morto l'ultimo vero patriarca di Venezia, ricordatevelo questo. Questa copà, la storia veniva fuori al suo tempo, c'era uno scambio tra patriarchi e quindi ogni tot anni veniva nominato un patriarca di Venezia, che aveva l'obbligo di farlo. Luciani è stato l'ultimo e lo ha fatto morire e abbiamo perso il nostro patriarca. Mi spero che lo ricaveremo da nuovo in modo da essere una sorta di autocefali, cioè di avere il nostro Papa e non sempre dipendere da Roma anche in quel senso là. E l'arena ha questo senso, ritornando al significato che la abbiamo nati l'arena, non abbiamo bisogno di andare a vedere gli spettacoli circensi a Roma o a Pola o in qualche parte dell'Oriente. Dopo abbiamo la rotonda, va bene, è riconosciuta un po' in tutto il mondo, Palladio che ha influenzato l'architettura, l'arte nel mondo, abbiamo anche il Canova, abbiamo una montagna dei pittori, li metteremo qua e metteremo anche le opere più avanti di questi artisti. È immenso, è imbarazzante dover mettere questo, non poter mettere altro e dover dare più valore a questo che a altro, perché veramente il Veneto, guarda, mica gira il mondo, vi assicuro. Ho scoperto la ricchezza artistica che esiste qua, le tracce che sa la ricchezza, l'intraprendenza e l'ingegno veneto nella nostra terra, e testimonianza di questo c'è tutti i palazzi che aveva fino alla fine del Settecento, che sono opere straordinarie, signori, veramente, e questo è testimonianza di quello che c'erimo e abbiamo da continuare questa storia qua, dobbiamo evitare a costruire cose belle, a fare ricerche e ad avere scienziati. Adesso vi faccio un discorsetto breve solamente su questi. Allora, queste qua sono delle stampe così. Adesso, ma mi diciamo, sapere come che diciamo. Allora, queste emissioni, chiamiamole così, no? Altri lo femo perché abbiamo bisogno di gran, va bene, capimo se, franati se capimo. Allora abbiamo bisogno di gran per pagare alcuni debiti di guerra, c'è pochi, c'è quasi niente, e ne abbiamo bisogno anche perché vogliamo evitare a comprare munizioni, a comprare armi e a stampare volantini. No, le nostre armi, c'è i volantini, c'è le connessioni, c'è la comunicazione. Mi leggiamo armi
perché ho sentito prima uno sul palco che ha detto che non siamo violenti, e invece è sbagliato. Guarda che con le idee potremo scatenare delle rivoluzioni straordinarie, di una violenza inaudita, ricordatevelo questo. Allora, sono pacifico nel senso legale del termine, ma mi sono un guerriero. Bravo! E ho una violenza nelle idee, e quando parlo che sia inaudita, ricordatevelo questo, perché mi voglio realmente scardinare questo sistema completamente, alla raisa, lo voglio scardinare nel tempo più breve possibile, e voglio interrompere sto massacro, sto etnocidio, questa distruzione della speranza in ognuno dei altri. In modo spietato voglio farlo, con tutta la mia intelligenza e con la vostra voglia di fare. Vi voglio distruggere una buona volta. Perché quelli che abbiamo politici, siete i manager falliti, siete i delinquenti. E allora che modo essere ancora più perversi di loro per sconfiggerli e per annientarli. Ricordatevi, pensate il male, immaginelo anche di notte per distruggere sti lazzaroni. E farli a pagare. Allora, non dico più niente di arrabbiare. Allora, ritornando a queste emissioni, le buttiamo fuori per questa ragione qua. Vi posso dire che le ho quasi tutte vendute in parola con molta gente, perché le vuol tutti, veramente le vuol tutti, e le vuoi anche all'estero, chi per collezione, chi perché crede veramente, e siamo felici, tanto che ne viene quasi la tentazione di andare avanti a girare a mano e stampare. Però a me non mi chiamo Renzi, non sono neanche a Monti, e non voglio fare porcherie, mi non voglio stampare schei o emissioni per dopo infenociare la gente a vita e fargli pagare tasse per pagare gli interessi alle banche o a qualche governatore lazzarone d'Italia, o presidente o governatore o ministro. Quindi sarà estremamente ridotta questa emissione qua, la si è praticamente venduta, quindi diventerà dei pezzi rari, che varrà molto di più di quello che va, vi assicuro, di quello che si dichiara che va. E vedremo se stampargliene o quanti stampargliene dopo, anche se vi posso dire una roba, il valore complessivo di questa emissione è di 20 milioni di euro. Cazzo, una cifra enorme, no? 20 milioni di euro, cioè li vediamo tutti in PA, ci saranno tocchi da 500, alti, tanti così, da 500. Io dico perché portavo in giro le massette una volta, no? Allora col micrometro misuravo sempre, dopo col metro, perché misuravo e pesavo, e qua pesa non sbaglia mai, ricordate. E quindi conosco bene come portare in giro i skate. E allora vi dico, i partanti 20 milioni, se niente. Pensate che lo Stato italiano, i soffarabutti di amministratori, manager falliti, ne porta via solo dalla nostra terra ogni di 150 milioni di euro. Bastardi! Cioè, ma vi immaginate? Cosa vuol dire? Allora, che ne stampiamo per un valore, pagherò 20 milioni, e tutti dicono, ma i 70. Beh, solamente con 2 ore di lavoro del Veneto, 2 ore di lavoro anche di sonno, perché comunque questo ho fatto il conto su 24 ore, pagheremo questi, pagherò. Pensate solamente quale forza che abbiamo nel momento che eserciteremo pienamente la nostra sovranità. Quindi se quasi un'operazione ridicola, se quasi un'operazione numismatico-filatelica questa. Ecco, non c'è neanche, non c'è. Allora qualcuno si domanda, ma dopo mi pagherò, mi devo in trio. No. Allora mi dico, quando faccio qualcosa, dico sempre, no, ve la dico la verità, quando mi impegno a fare qualcosa, sono sta a urtare per fare queste cose, 3 anni che urtavo,
adesso si va a creare le condizioni per farlo, e quando faccio qualcosa dico cercherò di farlo con tutte le mie forze e continuerò se non moro, non giuro mai, do la mia parola, ammetto i miei limiti, può arrivare su un asteroide, può succedere qualsiasi cosa, però la buona fede con la quale facciamo questa azione, questa emissione, la che siamo uomini in buona fede, che abbiamo rifiutato posti di qua e di là, che ha provato a corrompermi se 2 mesi, che prova a girare intorno tutti i stronzi dei partiti italiani, si evita a girare intorno e in altri va in culo, diciamo tante parolacce, e se godemo a dirle mi godo, veramente, mi godo. Io non ho la sfacciataggine, non ho l'insolenza e non sono così criminale, sono perverso, penso male, ma non sono così lazzarone da fare come loro che ogni volta che ha bisogno di escape a garantirsi il privilegio, le vacanze al mare, gli stampa bot, ma parliamo di milioni, di miliardi, cioè non si è perso il conto, non ha neanche più escape a pagare gli interessi, non ha escape i bot, non ha neanche più escape, l'Italia si fa lì. Se fallia, ma anche le banche si fallia, vi dico un detto schede le banche, ma guarda, se cavi qualche franco in banca, cavelli, mettili all'estero nella cassetta di sicurezza. Allora, la buona fede di questi 4 poi anche del pagherò, la che faremo il possibile, non promettiamo niente, non giuremo. Nel peggiore dei casi resta un ricordo storico di qualcosa, comunque che avrà un valore numismatico, e vi dico, qualsiasi roba, vi conto una storia curta, dopo andiamo tutti a dormire. Quando ero studente al liceo, un dì la mia professoressa di fisica la fa una domanda e la dice: ma se uno urta una mura di calcistruzzo, poi i bracci, si mette così a urtarla e crea uno sforzo, però non modifica lo stato, perché la mura non si muove, se è solida. Ecco, ho ancora il dubbio e sono convinto che non solo da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista, più ancora da un punto di vista ideale, morale, qualsiasi sforzo, per quanto inutile vi possa apparire, vi possa sembrare, non è inutile, ma ha un senso e resta nella storia. Ricordevelo, anche se fai un qualcosa adesso, dici, beh cazzo che abbiamo fatto tutto per niente, che abbiamo fatto questa manifestazione, erano in 4 gatti. No signori, guarda, resta una traccia, è indelebile questa nella storia dell'umanità, la resta, e questo ha anche un riscontro fisico. Nelle ultime scoperte fisiche si scopre che resta traccia di tutto in altre dimensioni, e questo influenza anche il futuro, anche se il mondo intorno a altri, le persone ai quali vi dà la delega nel passato, vi fa sentire inutili, le vostre azioni le pare inutili di fronte alla storia di questi giganti, no? Di questi grandi politicanti o prefetti o magistrati, chi pare di grand'uomini, e i altri vi fa sentire delle nullità le vostre azioni, le vostre proteste, e le fa sentire le vostre lettere come nullità. No, invece no, si utili, si deve influenzare la storia in questo momento e anche prima e anche dopo, e vi dico quello che apprezzo quando uno fa qualcosa, anche se dopo a posteriori lo giudichiamo come malvagio o benigno, la storia cambia, i punti di vista cambia, quello che conta è la buona fede che ha una persona. Ecco, altri in questo momento crediamo di essere in buona fede, quello che femo lo femo in buona fede, domando a altri lo stesso, e a vaga come che a vaga, speriamo quito. Ciao! Ciao! Bene. Allora, anche stasera abbiamo creato
una nuova forza, perché in realtà Chiamurete, di cui parlava Raffaele, e mi ho insegnato proprio io. No, Chiamuretta là che appare dura, no? Dite dai i primi colpi e non viene su niente. E te tiri il terzo, e te tiri il quarto, corriva il decimo, l'undicesimo, il dodicesimo colpo, Chiamuretta, si è creato che microfratture, e mi ho insegnato proprio Raffaele questo. E dopo che ne basta una, due, tre colpi, Chiamuretta vasò come che fosse sabbia. Questo siamo noi altri, siamo la forza attiva che ha dato vita alla Repubblica Veneta e che anche stasera ha dato l'esempio e la dimostrazione della sua vitalità e della sua voglia di trasformarsi da puteo a adulto, a camminare con la schiena dritta, forte della nostra prosperità, forte della consapevolezza che noi altri siamo una delle nazioni più prospere d'Europa. E queste missioni sono il frutto e l'immagine della nostra potenza economica, sono il frutto e l'immagine della nostra forza, sono il frutto e l'immagine della nostra volontà, della nostra determinazione che ha dimostrato di aver cambiato la storia. Grazie Zero Branco, grazie Gian Narciso Durigon, grazie a tutti voi altri. E da domani sempre più forti, sempre più decisi sul territorio a portare i valori e le espressioni della nostra Repubblica Veneta indipendente e sovrana. Grazie. San Marco! San Marco! San Marco!